Amici bellini, ha segnato Ambrosini, che non è Ambrosini, era quello del Milan, invece noi abbiamo Ambrosino che ha segnato in nazionale, ma ne parliamo con calma, non è questa proprio la notizia principale, ma noi siamo sul pezzo, cominciamo. Allora, con tutta calma, perché non è successo niente. Alfonso Giaquinto, benvenuto, iscrivetevi al canale e lasciate dei like algoritmici, lasciateli, mi raccomando, è importante che vi iscriviate anche al canale Telegram che trovate sotto in descrizione, che vi aiuta per le notifiche, perché con la nuova stagione, probabilmente entro il 1° luglio, ci potrebbe essere un cambio di nome, non cambia nulla, ma ci potrebbe essere un cambio di nome del canale, perché con gli amici del Caffè Napoli TV, eccetera eccetera, tutti i colleghi, diciamo, del Caffè Napoli, dobbiamo aiutare anche la crescita, è tutta una questione algoritmica, ragazzi, e quindi probabilmente i nomi simili ci bloccano un pochino, quindi dobbiamo fare una scelta e voi ci sarete con noi ad aiutarci, perché è tutta la community. Devo ancora decidere che nome scegliere qui. Se avete dei suggerimenti fatemeli sapere, se trasferisco tutto Valerio Fluido così è facile che ve lo ricordate, oppure al di là del risultato, perché secondo me molti di voi nuovi non sanno che io ho scritto una canzone che si chiama Messico 86 al di là del risultato, e dovreste andare ad ascoltarla su Spotify o addirittura qui sul canale, si può fare, ma ci interessa poco, o meglio a me interessa, ma a voi probabilmente di meno, perché dobbiamo parlare di un po' di cose. Ovviamente tiene banco la notizia quella là terremoto, no? Indagato, quando si sente la procura, indagato, falso in bilancio, ovviamente tutti quanti, ecco qua, che sta succedendo, che cosa succede, il Napoli fallisce, no. Calma, allora riguarda sempre la situazione di Osimhen, quello che poi aprì altri fascicoli per le plusvalenze che coinvolgeva non solamente il Napoli, anche la Juventus, anche altre squadre, la Juventus con tipo 62 casi, il Napoli solo uno, ma insomma alla fine bolla di sapone e la giustizia sportiva disse non ci sta niente da fare, perché poi come fai a stabilire l'effettivo valore? Io aggiungo a margine, si può più o meno stabilire, però per quanto riguarda Osimhen ci siamo più o meno come valore effettivo del giocatore, e mi ricordo anche le parole di Grassani che diceva quello, il giocatore è stato pagato tot, ma vale già più di tot, quindi come dite che invece è stato pagato? Ma il problema non era quello, caro Grassani, e il problema sono le scartine, diciamo le cose, guardiamoci nell'anima, che il Napoli ha inserito nella trattativa e ha ipervalutato. Chiaramente quando si parla di questi tipi di plusvalenze è chiaro che c'è una squadra che offre, c'è una squadra che riceve, una squadra che accetta le valutazioni, è chiaro, lo abbiamo detto dall'inizio, è possibile mai che due giovani più Karnesis arrivano a una valutazione di 20 milioni? È sembrato strano un po' a tutti, e il Napoli, che di solito era, bisogna dirlo, esente da tutti questi tipi di operazioni un pochino grigie, un pochino ibride, un pochino losche fosche nella foschia, il Napoli non è mai stato di questi club, e invece una volta l'abbiamo fatto anche noi. Non che questo ci aiuti a vincere, questo bisogna dirlo, perché se poi devi essere anche tu accusato, e in generale si dirà, perché si dirà, questa è una di quelle cose che a De Laurentiis non si poteva dire, che De Laurentiis almeno gestione pulita. Se invece adesso sporchiamo anche la gestione con questi tipi di accuse, che magari, vi ripeto, secondo me sarà una bolla di sapone, e al massimo, se vogliamo poi andare nella scazzetta, sì, ma io prima di dire la scazzetta è quello che rischia il Napoli, il mercato, vi devo lanciare un contributo, ve lo lancio, vai. Amici bellini, parliamone, perché a quanto pare ci sono state devi poi sostituirlo. Allora Fabian Barak, per esempio, anche se gioca un po' più avanti, e Demme, Tameze, per fare due nomi del Verona, perché il Napoli col Verona c'ha una linea preferenziale così, ma Tameze comunque a me piace molto Tameze. Se esce Demme e arriva Tameze come sostituto di Anghissà, a me non dispiace, però non ne sento parlare, perché non abbiamo sentito parlare di centrocampisti in entrata, allora un pochino di problematiche mi sento di vederle. Sì, perché io vado a braccio e poi mi dimentico le cose, mi sposto un attimo qua, così qua potete vedere
quello che esce, perché è interessante. Io dicevo quella cosa lì all'epoca, erano 6 giorni fa, più o meno una settimana fa, martedì, era un martedì pazzesco, e quindi secondo quanto dichiarato da Walter De Maggio, conduttore della trasmissione Radio Gol su Radio, che se Napoli avrebbe due tentazioni: Adrien Tameze e Antonin Barak. E allora Valerio Fluido, se il Napoli dovesse riuscire a cedere Fabian e Demme, avrebbe una doppia tentazione: acquisire davvero Tameze e Barak. Queste le parole del giornalista radio ufficiale del club partenopeo Tameze, eccetera eccetera. Insomma, nulla di nuovo sotto al sole, sono intuizioni anche facili da fare. Brutta questa maglietta dell'Italia presentata dall'Adidas, sembra praticamente, forse questa è la voglia di riaprire un ciclo italiano-juventino, così, perché tale e quale, manca solamente la J, se tutto bianco e nero, ma il nuovo logo è bellino, ma non ci interessa. Quindi per quanto riguarda il mercato, tutto bloccato, ma c'è anche da dire che il mercato è chiuso ancora, quindi dobbiamo aspettare un pochino, ancora si rincorrono notizie di Mertens. Per quanto riguarda, questa è una cosa importante che volevo dirvi prima di ritornare alla questione di De Laurentiis, che secondo me è una bolla di sapone. Abbiamo già 2 amichevoli e le vediamo qua, non sappiamo contro chi, però ci possiamo cominciare a segnare le date. La prima è il 14 luglio, dove io ho un che fare clamoroso, speriamo di riuscire a seguirla, perché se sono alle 18 in effetti meno 6 ore forse ce la potrei fare a seguirla, ed è importantissima, perché poi ho bisogno del campo e devo vedere i ragazzi. Oliveira probabilmente no, sarà presto, ma magari Kvaratskhelia, che pare non stia giocando le ultime partite con la sua attuale squadra, perché già è pronto a venire col Napoli. Vattene in vacanza, ragazzo, rilassati, perché poi ci servi in grandissima forma. E poi un'altra il 17 luglio di domenica. Quindi possiamo già avere almeno degli obiettivi mentali, delle date dove possiamo proiettarci per quanto riguarda il Napoli in campo, perché quella è la cosa che ci interessa di più. Per quanto riguarda il Napoli fuori dal campo, vi ripeto, leggo quello che leggo, insomma si tratta di vedere se il materiale investigativo, il nuovo, raccolto dalla procura, può portare a una riapertura del caso anche in sede sportiva, perché la giustizia sportiva aveva già deciso. Prosegue: nell'ambito del codice, insomma, si parla di mancata lealtà, eventualmente, o di violazioni gestionali, differenti commi, bla 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 bla. In caso di mancare inibizione, ricordate, io già l'avevo affrontato, ci sta sul canale, già l'avevo affrontato, ma vedo se riesco a ritrovarlo, vi lancio un link oppure lancio il contributo così. Il divieto di rappresentare, questo è importante, il divieto, cosa succede con questa inibizione? Il divieto di rappresentare la società di appartenenza in attività rilevanti per l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, il divieto di partecipare a qualsiasi attività degli organi federali, il divieto di accesso agli spogliatoi e ai locali annessi in occasione di manifestazioni, di gare UEFA, anche le amichevoli. Insomma, fondamentalmente per 11 mesi De Laurentiis non può andare allo stadio, non può recarsi negli spogliatoi, e se deve fare qualche cosa lo farà per telefono. Cambia qualcosa? Non cambia nulla, idem per gli Agnelli, eccetera eccetera. Ma andiamo più nello specifico. Soggetti colpiti dall'inibizione possono svolgere, nei periodi in cui le viene scontata, attività amministrative. Qui non cambia niente. Nell'ambito delle proprie società, rappresentare, eccetera eccetera, il servizio, anche i voti quando ci sono le riunioni di lega, eccetera eccetera, relativamente a questioni di natura patrimoniale poste nell'ordine dell'assemblea. L'unica cosa, l'inibizione di impossibilità di svolgere alcune attività a livello manageriale e amministrazione, per esempio non potrà portare le trattative di calciomercato di persona, rinnovo di contratti o sottoscrizione di accordi, oltre a non poter rappresentare il club nell'assemblea a meno che non riguardi il livello patrimoniale. Questa cosa qua è interessante perché non si potrà più sentire cose tipo De Laurentiis ha chiamato personalmente Benzema e si sono messi d'accordo. Questo non lo può fare. Lo potrebbe fare Ancelotti. Lo fece Ancelotti. Poi De Laurentiis disse: non è mio caso, è vecchio, che dobbiamo fare con questo vecchio? Bastava dire: non te lo puoi permettere. Ma va bene. Quindi non ci possono essere qui. Quindi, per esempio, adesso si parla del rinnovo di Perjuan Jesus, si parla del rinnovo di Meret e di Rachmani. Più difficile la questione Ospina e Mertens. Non ci potrà essere un incontro personale De Laurentiis Mertens, ma non ci può essere nemmeno un incontro personale Chiavelli Mertens.
ma già se ne è parlato dell'inibizione, cioè praticamente De Laurentiis che non può partecipare alle trasferte, alle partite in casa, non può entrare in campo, non può entrare negli spogliatoi, ma questo è fondamentalmente, non ci sono né punti di penalizzazione per la squadra, né non si può iscrivere al campionato, né probabilmente succederà nulla, è semplicemente un'altra ulteriore cosa dove chi deve criticare a prescindere ci avrà un altro appiglio per dire, dove chi invece deve difendere a prescindere dice come vi permettete eccetera eccetera, volete destabilizzare l'ambiente e vi dovete iscrivere al canale. Gattuso Al, sì, ma può essere, caro Guido. Quindi voi fatemi sapere se avete voglia di una live, perché io la devo organizzare e voglio sicuramente rientrare in contatto con voi e leggere un pochino le vostre sensazioni, quelle che sono le cose proprio, commenti vis-à-vis. Quindi ci organizziamo, mi raccomando tenete d'occhio tutto, perché potrebbe cambiare il nome, devo cambiare tutti i loghi, devo parlare con i grafici, tutta una serie di cose simpatiche, ma chi non risica non rosica, l'ha detto anche De Laurentiis, quindi dobbiamo risicare, rosicchiare, puntellare e anche pizzicare, perché poi si parlerà di Tagliete, ha già capito, allora non me lo vuoi far fare, dobbiamo capire di cosa si tratta, ma questa cosa dell'indagato, dell'inibizione al Napoli veramente interessa poco, è una cosa che riguarda più De Laurentiis, riguarda il consiglio di amministrazione, tutti quelli che parlano delle cifre, credetemi non ci tocca proprio, toccherà a lui, ma probabilmente né me, quindi sotto questo punto di vista è una notizia che mi sfiora, ma non mi interessa, ci sono altre cose che mi interessano di più, voglio proprio capire chi giocherà a porta. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere tutte le cose, io vi ho detto la mia, voi mi dite la vostra. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.